Buonasera a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Stasera abbiamo il professor Roberto Daris. Ciao Roberto, grazie per essere con noi. Grazie a te dell'invito, buonasera a tutti. Roberto, che è un professore di matematica all'Università di Trieste, un musicista, suona la fisarmonica, ma soprattutto un ricercatore, ha scritto un meraviglioso libro che è il manuale di astrologia psicologica, che è stato edito da Nicola Bizzi per Aurora Boreale. Io sono rimasta letteralmente folgorata quando ho letto questo libro perché parla in maniera molto, diciamo, completa degli archetipi zodiacali, per cui abbiamo adottato questo libro come libro di testo del nostro corso, perché per noi di Nuova Pedagogia gli archetipi sono fondamentali come punto di partenza per conoscere se stessi e gli altri. Roberto, ci vuoi, prima di passare alla prima domanda, darci qualche dettaglio ulteriore sull'importanza degli archetipi? Sì, fondamentali direi, ma anche per dare una nuova visione dell'astrologia, per eliminare quel pregiudizio che poi ha un po' affossato l'astrologia dall'illuminismo in poi, che era quello dell'influsso planetario, quindi l'astrologia poteva essere attaccata su questo piano così un po', naturalmente, sì, diciamo pure privo di senso, non è un influsso planetario che agisce sull'uomo, ma sono dei campi di similitudine, appunto, degli archetipi zodiacali che vengono stabiliti dal momento della nascita e questo determina un carattere che poi determina il destino delle persone, quindi è meglio Sì. conoscere il carattere piuttosto che no, e quindi l'astrologia aiuta molto a questo, quindi il conosci te stesso per me è proprio stato, diciamo, peculiare, fondamentale. Quando ho scritto il libro pensavo soprattutto a questo, aiutare le persone a conoscere se stessi e pensando anche a quello che stava scritto all'oracolo di Delfi, e ho detto questo è il ruolo centrale dell'astrologia, deve aiutare le persone a conoscere se stessi, quindi dobbiamo conoscere le nostre tendenze comportamentali. Questo Sì, in sostanza è un archetipo zodiacale. è Tendenze bellissimo, comportamentali. è bellissimo come tu ce lo poni perché è esattamente quello che noi sosteniamo, cioè l'influsso non è fisico del pianeta, è come archetipo, cioè è una forma pensiero che comunque, dato che noi viviamo in campi energetici, siamo influenzati da queste forme pensiero, più Certo. o meno, quello che poi la fisica quantistica anche ci conferma. Va bene, io a questo punto partirei con la prima domanda, Roberto, ma secondo te, archetipi zodiacali, che ruolo avranno nel mondo che verrà? Ma è un ruolo fondamentale nel momento in cui, appunto, ritornando al discorso che abbiamo aperto prima, cioè il conosci te stesso avrà sempre un ruolo fondamentale nella società, perché purtroppo la società tende, e soprattutto negli ultimi anni, tende sempre di più a uniformare le persone, a uniformare i comportamenti. E questo è un dramma, perché invece noi dobbiamo essere fedeli alle nostre diversità, dobbiamo essere fedeli alla nostra individualità, come diceva Jung, soprattutto il processo di individuazione è fondamentale, quindi da questo punto di vista conoscere i propri archetipi zodiacali e quindi conoscere in sostanza il nostro tema natale è di grande importanza per il destino secondo me, cioè come i prossimi anni che verranno, cioè anche se poi potrebbe essere utopico pensare che tutti si rendano conto di questo, ma anche se ciò avviene per, per una minima parte di noi, questo è già importante, penso. No? Sì, sì, son d'accordo, anche perché lo sappiamo, no, la massa critica poi trascina anche tutti gli altri, quindi Eh, sempre più persone consapevoli della missione che animicamente sono venuti a compiere e tramite la carta del cielo avere delle indicazioni, insomma, del resto voglio dire, se l'astrologia è stata ridicolizzata, messa al bando, eccetera, eccetera, un motivo ci sarà. Cioè è uno strumento di ampliamento della coscienza per cui non è che ci viene posta in questi termini, ecco, giusto? assolutamente vero, quindi Eh. viene
se vogliamo, esorcizzata dai potenti, che loro stessi la usano. Quindi, Esatto, si nei fanno minimi dettagli la usano. soltanto che la tengono ben lontano, la tengono, come dire, non vogliono che ne venga fuori il vero valore, perché deve venire Esatto. fuori soltanto per pochi. Invece è una cosa che deve riguardare tutti noi, deve riguardare, perché veramente migliora la vita il conoscere, essere fedeli al nostro destino individuale. Penso che questa sia la missione più importante che noi abbiamo, e chi, come me, anche come te, Adele, che ha il compito di insegnare, di divulgare queste cose, penso sia importante farlo capire, perché è una missione anche la nostra, Esatto. divulgare questo, cioè di far capire quanto sia importante la diversità che possiamo vantare, e quindi che possiamo vivere senza essere soffocati da un uniformismo, direi senza senso. Sì, e questo, diciamo, come Libera Università, il primo passo per un vero cambiamento è partire dal conosci te stesso, è anche il primo passo della psicosintesi di Assagioli, per cui voglio dire, noi siamo psicosintesisti, per cui rientra tutto. Assagioli stesso faceva le carte del cielo ai suoi pazienti, come faceva Jung, quindi alla fine, insomma, siamo tutti sulla stessa onda. Mm. Ma sono molto curiosa di sapere, come ricercatore, in che cosa sei impegnato adesso? Hai qualche altro progetto di cui ci vuoi anticipare qualcosa? Sì, ho ho portato a termine di recente la stesura di un libro che avrà come titolo L'inconscio dà i numeri. È un Bello. libro, è un libro praticamente che porta avanti, se vogliamo, il discorso della sincronicità junghiana, però più su base numerica, quindi Che più il meraviglia. discorso fatto dalla Marie-Louise von Franz, dallo stesso Jung. Io ho portato avanti un po' quel discorso lì, e in sostanza ho voluto fare fare una comparazione tra la matematica, se vogliamo, ma comunque ben inteso, ma matematica in senso antico, quindi matematica, se vogliamo, pitagorica, platonica, e la psicologia, quindi capire che importanza, riscoprire il ruolo della matematica, se vogliamo, sacra nella psicologia moderna, e il tutto però avvalorato dall'antica filosofia presocratica. E quindi, insomma, diciamo che è stato un libro molto ambizioso, che però ho scritto nell'arco di 5 anni, e adesso sto cercando un editore, speriamo di trovarlo a breve. Ecco, Ma sì, ma figurati, un tema così bello, già penso a quando ci rivedremo e ci parlerai di questo libro che io sicuramente spero di aver già letto. E naturalmente c'è dentro anche la fisica quantistica, perché la fisica quantistica ha aperto le porte a un nuovo modo di pensare, che in verità è un antico modo di pensare, quello della simultaneità, quindi non più causa-effetto, ma tutto simultaneità. E quindi questo veramente, ma non solo simultaneità, ma anche ambivalenza tra gli opposti. Quindi di nuovo viene fuori il discorso di Eraclito con grande importanza, e quindi alla fine il discorso yin-yang degli antichi orientali, dove alla fine noi siamo un po' schiavi della coscienza, dove dobbiamo decidere sempre causa-effetto, bianco-nero, giorno-notte. In verità dobbiamo capire, principalmente nelle dinamiche psichiche di ognuno di noi, dove sono in atto continuamente delle ambivalenze. Pensiamo per esempio all'ambivalenza odio-amore, che è impossibile escludere l'uno rispetto all'altro. Quindi dobbiamo, così come può esserci, e questa è mia previsione di studio, non ho incominciato a scrivere un libro, ma ce l'ho in testa piano piano, di fare una nuova astrologia con 6 segni zodiacali, dove è importante Wow, soltanto l'asse dei segni opposti, quindi ho Ariete capito, Bilancia, Toro Scorpione, perché alla fine io ho notato che in ognuno dei segni c'è sempre la presenza dell'opposto. dell'altro. Sì, assolutamente, è E quindi verissimo. questo è importante. Guarda, me ne parli, mi fai venire la pelle d'oca, perché da ricercatore a ricercatrice questo è tutto un nutrimento che ambiamo ad avere, cioè, Per cerchiamo, perché esempio, alla fine... nel mio caso, io sono del segno del Cancro, però
il Capricorno entra come tutta la matematica, quello, cioè quello che che è per me la matematica, la struttura mentale, ma anche il freno per determinate emozioni che mi ha un po' caratterizzato nelle mie vicende sentimentali. Insomma, dobbiamo riconoscere che in ognuno di noi c'è un lato opposto che spesso, è quindi se vogliamo un presente. lato in ombra che è molto spesso individuato dal segno opposto del nostro segno di nascita. Allora, facciamo il mio caso. Sì. Acquario, Acquario Leone, da qualche Leone, capisci parte, bene? È da qualche semplicissimo parte per me. l'Aquario se comunque ostenta, ma anche se a buon diritto, ostenta questa voglia verso, cioè questa voglia per fare del bene agli altri, altruismo, amicizie. Dietro ogni acquario c'è comunque l'ombra leone, che comunque c'è questa parte di orgoglio personale, individuale, dove comunque in qualche maniera non si lascia mettere tanto facilmente i Allora, piedi. guarda, il mio acquario mi ha fatto aprire la libera università, perché io posso concepire soltanto progetti aperti a grandissimi gruppi, però mi occupo di teatro. Ecco, E quindi vedi il leone, che è il segno palcoscenico, del teatro. palcoscenico e leone, c'è poco da fare. Esatto, e questo è meraviglioso, per questo che io penso che questa idea di scrivere, diciamo, l'astrologia sugli assi Sì, è sì. veramente geniale. Sì, sì, anche questa Ma poi te la promuovo. non solo gli assi dei segni, ma anche gli assi delle case astrologiche sono Sì, importanti. anche, Cioè, anche tra l'altro. alla fine viene sempre fuori l'ambivalenza degli opposti, c'è Sì, poco sì, da è fare. vero. È vero, ma allora scusa, passiamo alla terza domanda, che è quella del passato. Allora, matematica, musica, che sono anche queste abbastanza abbinate, e ricercatore, astrologia. Ma Roberto, parlaci un po' di Roberto da bambino. Che bambino sei stato? Da bambino addirittura. Ma io sono stato un ambivalente fin da piccolo, cioè per me non riuscivo mai a scegliere tra una doppia passione, quella dei numeri e quella della musica. E le ho Perché dovevi scegliere? appunto, perché sai, si dice, beh, dai, è come dire scegli, vuoi più bene a mamma o papà, o scegli uno o scegli l'altro. Invece alla fine, cioè, le ho portate avanti tutte e due, non ho mai saputo rinunciare né l'una né l'altra. Meno male. Anche questa è un'ambivalenza. Poi invece l'astrologia è venuta un po' strada facendo, cioè soprattutto è venuta fuori con problemi sentimentali, l'archetipo dell'anima, nel mio caso maschile, è, diciamo, è stato costellato in maniera importante più o meno nel 2005-2006 e lì è entrata in gioco l'astrologia. Allora la mia compagna di allora era appunto un'appassionata di astrologia e da lì la curiosità, eccetera, che poi è diventata una passione, uno studio approfondito. Però tutto è partito da un archetipo dell'anima, appunto l'archetipo dell'innamoramento, no? Se vogliamo, che è Che ti ha stato richiamato in spinto? causa e l'astrologia è venuta in soccorso, perché alla fine l'astrologia viene in soccorso a chi chiede all'astrologia aiuto, È se no vero. non viene evocato, non viene evocato dall'astrologia. Io penso, ecco. È così, è così. L'astrologia, diciamo, può essere usata come alcuni fanno, così, questa astrologia che non è astrologia che trovi nei giornali, queste cose generiche, ma la vera astrologia, quella lì che va nel profondo della persona, è veramente, è lì uno strumento che attende solo chi è pronto per coglierlo, Certo. perché non è per tutti. È Sì, per le persone che sono pronte per fare un lavoro su se stessi, perché tanta gente non vuole sapere veramente com'è, che cosa dovrebbe fare, eccetera, eccetera. sono completamente d'accordo, sì. È così. Bene, Roberto, che cosa dire? È stato un grandissimo piacere averti sul nostro canale e sono Sono certa che sempre ci rivedremo. a Eh? disposizione, se volete parlare anche di altri temi, io sono veramente... Sì, assolutamente ci rivedremo per altri temi perché la sintonia che sento insomma, comunque credo che siamo figli degli stessi, come devo dirti, degli stessi archetipi degli studiosi, ricercatori, amanti del vero. Nicola Bizzi ha fatto da tramite.
Sì, e ringraziamo Nicola, veramente Nicola, perché tra l'altro è stato anche l'editore del nostro ultimo libro, che abbiamo scritto un gruppo, un libro di teatro su 5 monologhi femminili, quindi insomma ci ha dato questa grande possibilità e noi lo ringraziamo. Nicola dell'Acquario, ribelle, ma vedi alla fine come Sì, il sì, mio sì. libro di astrologia ha avuto difficoltà ad uscire, poi in qualche maniera ho incrociato Nicola, è stato così, è stato subito Sì, è stato accolto. meraviglioso. Guarda, mi ricordo che sono andata da Nicola perché sono andata a firmare il contratto per il nostro libro e gli ho detto, Nicola, io assolutamente vorrei una copia di quel libro sull'astrologia che ho visto presentare. E lui ce l'aveva, l'ho comprata lì per lì e l'ho bevuta. Era proprio un appuntamento il nostro, Eh, perché immediatamente avevo il corso di astrologia sugli archetipi poco dopo e l'ho subito presentato come libro di testo ufficiale del nostro corso. Incontro predestinato, va bene. Era predestinato. Allora, Roberto, Grazie a grazie te, grazie. veramente. Ci vedremo presto per parlare di questi meravigliosi temi, questi sui numeri poi mi hai proprio affascinato, sono super curiosa e grazie anche a voi che ci seguite e vi salutiamo. Alla prossima! Grazie a tutti, grazie per l'ascolto.